Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 1 dicembre. Nelle giornate di pioggia sono in molti coloro che si muovono per Chioggia passando sotto i portici. Sono in molti a farlo, costretti a respirare il fumo passivo dei fumatori che si soffermano proprio sotto i portici al riparo dal freddo, dal vento e dalla pioggia nella brutta stagione o dal troppo sole in quella bella. Chi passa sono anziani, bambini, neonati in carrozzina, tutti a percorrere, soprattutto nelle giornate di pioggia, il porticato dove l'aria si sofferma, pulita o sporca che sia. Tra loro ci sono persone che non hanno problemi, ma anche persone che hanno difficoltà a respirare, che sono costrette a uscire per poter respirare senza sentirsi soffocare. E questi si chiedono come mai sia stato vietato il fumo in spiaggia all'aria aperta e non sia vietato qua in un ambiente che è una via di mezzo tra l'aperto e il chiuso. Chi fuma ha sempre meno spazi dove poterlo fare, d'altronde non si sta parlando di un'abitudine salutare. Vietarlo anche sotto i portici sarebbe tutelare chi non lo fa e non vuole essere costretto a respirare il fumo altrui o a dover cambiare strada per poterlo evitare. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Dopo l'interrogazione del consigliere Stecco sul servizio di refezione scolastica a Chioggia, sono le consigliere Alessandra Penzo di Obiettivo Chioggia e Barbara Penzo del Partito Democratico a sollevare nuovamente la questione, chiedendo con urgenza la convocazione di una commissione consiliare. Le problematiche di cui discutere sono importanti, sottoscrivono, segnalate ripetutamente dall'utenza. Chiedono la presenza di una rappresentanza della ditta appaltante e della cooperativa che svolge il servizio di scodellamento. Nell'occasione si intenderà sollevare anche un confronto in merito alle prospettive sul centro cottura. Ieri, nel corso della quarta commissione consiliare permanente in Regione, sono stati ascoltati il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, l'assessore al demanio turistico Serena De Perini e il vice comandante della Polizia Locale di Chioggia Luca Barbaro, in merito alla presenza di venditori abusivi lungo il litorale. Ciò che si è voluto tenere in considerazione sono stati l'impatto sulla destinazione turistica e cercare soluzioni per contrastare il fenomeno. Il presidente della quarta commissione, Andrea Zanoni del Partito Democratico, ha sottolineato a margine della seduta la gravità del fenomeno della contraffazione e la scarsa utilità del sistema sanzionatorio, dato che nessuno, quasi nessuno tra gli abusivi paga le sanzioni. Si tratta di un fenomeno che allo stato attuale, nonostante le azioni coordinate in sinergia tra più corpi, non viene arginato in modo risolutivo. Servono quindi leggi che mettano in campo norme che sappiano contrastare efficacemente il fenomeno del commercio abusivo, che produce evidenti e ingenti danni all'economia locale e legale, ha affermato il Presidente. Il vicepresidente Bet ha rivolto i propri complimenti al sindaco e all'amministrazione locale, in quanto si sono dimostrati sempre molto attenti nel cercare di contrastare il fenomeno del commercio abusivo. Le criticità sono legate soprattutto al fenomeno dell'immigrazione irregolare. È stata quindi ben considerata l'idea di cui si è fatto portavoce il sindaco Armelao di pensare a una proposta normativa atta a introdurre una sorta di permesso di soggiorno a punti, che penalizzi gli immigrati che non rispettano le regole e al contrario premi e incoraggi comportamenti virtuosi. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa.
Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. L'herpes zoster, conosciuto come il fuoco di Sant'Antonio, è un'infezione molto dolorosa che colpisce soprattutto le persone superiori ai 60 anni, però colpisce il 40% si verifica per persone di almeno 60 anni, ma il 20% addirittura si verifica in persone tra i 50 e i 59 anni in pratica. E addirittura c'è il rischio di ospedalizzazione che va tra i 70 e i 79 anni, che è 12 volte maggiore rispetto alla popolazione under 50 in pratica. L'ASL 3 Serenissima propone una copertura della vaccinazione per quanto riguarda la popolazione dei nati del 1958, che è stata nel 2022 c'è stata una copertura del 22,6%, nel 2021 una copertura del 18% e la procedura è, c'è un invito postale alla corte di nascita del 1958, ci sono delle sedute straordinarie SISP, 27 sabati su 54 nell'anno 2023 e c'è la collaborazione dei medici di medicina generale su base volontaria, 114 aderenti su 349 dell'ASL 3. E al momento la campagna è per i nati del 1959, per la campagna del 2024. Ci sono tutte quanti le indicazioni nel sito https www.ausl3veneto.it.om. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink. In tema estrazioni in Alto Adriatico, la Regione Veneto ha emanato una nota ricordando che, nonostante l'ampliamento delle deroghe al divieto generale di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, la normativa ribadisce la necessità di accurate analisi e di programmi dettagliati di monitoraggio e la verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza come elemento preliminare al rilascio di nuove concessioni o alla riattivazione di quelle esistenti. La Regione Veneto quindi ribadisce la sua ferma contrarietà all'ipotesi di riprendere l'estrazione se non dopo che gli studi e rilievi abbiano dato certezza dell'esclusione di effetti negativi. Su proposta del Presidente della Regione Veneto venne costituito un tavolo tecnico sul tema per approfondire i potenziali effetti ambientali di tali attività, con particolare riferimento al rischio di subsidenza, avvalendosi anche di personalità rilevanti per contribuire ai lavori e accertare con comprovata evidenza scientifica se gli interventi proposti possano generare effetti negativi sulle coste e rischi ambientali per l'ecosistema, oltre che danni socio-economici alle attività presenti nel territorio del Delta Polesano. Il documento redatto afferma che allo stato attuale delle conoscenze non si possono escludere effetti significativi sull'ambiente marino e costiero. Eventuali estrazioni di gas al momento non dovrebbero essere autorizzate per non vedere ripetersi fenomeni di subsidenza che si sono verificati già in passato. Questa sera a River by Smeraldo in Lungobrenta, Isola Verde di Chioggia, vi aspetta per regalarvi una serata eccezionale Marco Bellini, dalle 22 fino a tardi, ingresso gratuito. I lavori di rifacimento del ponte Montalbano sulla strada statale 309 Romea a Chioggia, condotti da ANAS, stanno per giungere alla fase conclusiva. A partire dal 4 dicembre fino al 14 gennaio saranno eseguiti gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'ultima parte dell'impalcato, inclusi nel significativo piano di manutenzione. Durante questo periodo il transito sul ponte sarà consentito con senso unico alternato nelle ore notturne, dalle 22 alle 7 del mattino successivo,
Durante le ore diurne, per minimizzare i disagi al traffico, verrà attuato un restringimento di carreggiata, assicurando comunque la circolazione in doppio senso. Va ricordato che questi interventi fanno parte del piano di manutenzione più ampio che riguarda il ponte traslagunale sul canale Fossetta lungo la strada Romea a Chioggia e che i lavori avviati a metà aprile sono stati eseguiti senza interferenze sulla viabilità. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 1 dicembre, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali WhatsApp e Telegram Azzurra Network News e ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.